Non c'è fine ai fatti di violenza, alle aggressioni ai danni di cittadini inermi in tutto il Veneto e soprattutto ai danni degli anziani. Sconvolgente il caso della signora di Mestre che è stata aggredita l'altro giorno da un ladro all'interno della propria abitazione, è stata picchiata selvaggiamente, le sono state rotte delle dita perché questo ladro le ha sfilato degli anelli e poi è scappato. Il figlio della vittima giustamente ha detto datelo a me che ci penso io. E poi un altro caso a Maerne, sempre in provincia di Venezia, un'altra 75enne picchiata brutalmente, derubata. E questo è il destino di tante persone sole, di tante persone deboli che sono vulnerabili proprio perché sono gli obiettivi più facili per queste bande di delinquenti. Proprio questa notte a Castelcuco, in provincia di Treviso, questa volta è stato sventato un assalto alla villa di un imprenditore, Rino Dalle Rive, che è titolare della Saffonda nel Vicentino, ma ha questa casa nel Trevigiano. La polizia ha saputo che c'erano 3 uomini stranieri che stavano preparando questa intrusione, hanno circondato la villa e hanno anche arrestato il comando, per fortuna, quindi sventando una possibile violenza, perché sono sempre furti e rapine che finiscono in atti violenti e quindi ci sono persone anche in Veneto che ci hanno rimesso la vita, come il caso di Gorgo al Monticano, che non ci scorderemo mai di citare. Ebbene, cosa succede? Che quando la polizia non interviene o i carabinieri non sanno che ci sono assalti, agguati e possono riuscire a sventare persino dei sequestri di persona, perché stava accadendo a Thiene un sequestro di un ragazzino ed è stato per fortuna sventato. Quando non c'è un'azione preventiva, i cittadini cosa fanno se si trovano di fronte dei ladri o dei rapinatori? E si difendono come possono, per cui è successo con Graziano Stacchio a Ponte di Nanto, è successo con Sandro Magro ad Oderzo, nei pressi di Oderzo, e anche Mirko Lorenzon, l'assessore, che si è trovato di fronte dei banditi e che per spaventarli ha sparato per aria. A loro volta i banditi hanno sparato verso di lui, per fortuna senza ferirlo. Che cosa ha deciso il questore Tommaso Cacciapaglia, che ha invitato i cittadini a non farsi giustizia da soli? Gli hanno ritirato il porto d'armi. Gli hanno ritirato il porto d'armi perché è colpevole di esplosioni pericolose. Sì, ho capito, ma le esplosioni pericolose che di solito fanno stragi e fanno vittime tra i cittadini innocenti e indifesi in casa loro, che esplosioni sono? Cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo stare lì, ospitarli, invitarli a prendere un caffè, si accomodino, vadano pure in bagno? Non so cosa bisogna fare con chi, violando una legge, viola la casa e la proprietà privata e aggredisce magari le persone a cui tu sei legato, i tuoi parenti, i tuoi familiari, i tuoi figli. Ecco, allora quindi è assurdo, è inconcepibile che si tolga il porto d'armi, questo non per colpa del questore, ma per colpa di una legge che lo consente, anzi che lo prescrive. Allora bisogna che i parlamentari, soprattutto i parlamentari veneti, visto che c'è questa inarrestabile spirale di furti e di rapine in casa dei veneti, intervengano perché queste leggi cambino e perché ci si possa difendere da soli e non si finisca in galera al posto dei ladri e dei rapinatori che hanno offeso con un'intrusione la tua vita e hanno messo in pericolo la vita non solo tua ma anche quella dei tuoi familiari. È incredibile che a subire, diciamo, un provvedimento in questi casi non siano i delinquenti, i criminali, ma le vittime che continuano purtroppo a subire questi atti di violenza e che vengono anche perseguiti.